Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera e benvenuti. Giornata positiva per il mercato europeo, recupero anche per le contrattazioni americane. Diamo subito uno sguardo al nostro indice italiano, il FTSE MIB, che prosegue in positivo del 2,71 a 45.216, CAC 40 più 1,73, 8.052 come quota punti. Sguardo ovviamente anche al mercato spagnolo, più 3,04, 17.443, DAX 40 invece più 2,25 a 23.935. A Londra l'indice londinese prosegue in salita dell'1,56, 10.409, Stoxx 50 si apprezza del 2,51% a 5.828. Sguardo ora ovviamente al mercato dell'America con un più 0,40, 6.822, Dow Jones invece più 0,51, 47.982, Nasdaq 25.091 più 0,50, più 0,89 per l'indice Rutta 2.576, con l'indice di volatilità VIX a meno 10,39 con un più 22,86. E ora sguardo al comparto Forex. Il dollaro rimane sotto i 198,62 in lieve calo dello 0,10, salita appena invece per l'euro nei confronti del dollaro con un più 0,13, 1,16,49, salita anche per la sterlina contro il dollaro con un più 0,21 a 1,34,62. E in questa fase più che mai sguardo puntato sul comparto delle materie prime. L'oro si conferma un porto sicuro per eccellenza, 5.231 dollari per oncia con un più 1,80. Sul versante invece energetico, in questi giorni stiamo assistendo a un rincaro a doppia cifra del petrolio e del gas, come ben sapete. Quello che possiamo vedere anche per quanto riguarda il carburante, che sicuramente è aumentato, ma nella giornata di oggi rispetto a ieri diminuisce con un meno 1,15 a 84,03 dollari per barile. Ricordiamo che ieri e l'altro ieri aveva toccato pure i 100 dollari. E sguardo ovviamente anche al comparto obbligazionario, vediamo l'andamento dei titoli di Stato decennali. Partiamo da quello americano che annota un 4,11, quello tedesco 2,85, italiano invece 3,52, con un risultato finale che porta lo spread BTP Bund a 67,19 in calo del 14,21. E infine sguardo al mercato delle criptovalute. Il Bitcoin sale del 4,19% a 71.334 dollari, quindi il recupero per la valuta digitale per eccellenza nata nel 2009 come il Bitcoin, mentre l'Ethereum sale del 4,24% a 2.078 dollari. Era quindi questa la panoramica dei mercati. Grazie e alla prossima. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il